Ciao, buonasera a tutti, benvenuti nella nostra chiesa, anche voi che siete da casa. Vi chiedo di alzarvi in piedi e di entrare nello spirito della lode e dell'adorazione al Signore. Entriamo nella presenza del nostro Dio. E niente, spero che possiate davvero, che questa lode possa essere una lode indirizzata al Signore, che possiamo davvero adorarlo con le nostre voci, con le nostre mani, chi avrà voglia e batterà le mani. E niente, cantiamo. Tu sei il re,
meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che io non desidero che io non desidero che io non desidero che meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Signore, ti ringrazio per questo momento, Padre. Ti ringrazio perché nelle nostre difficoltà tu, Signore, sei sempre presente, sei meraviglioso, Padre. Tu sei grande davanti alle nostre difficoltà, davanti alle nostre paure, alle nostre certezze, Signore. Ti chiedo che questa sera tu possa scendere su di noi, Padre, su questa Chiesa che ti ama, Signore. Ti ringrazio per quello che hai fatto in tutti questi anni, Signore, dall'inizio, dal primo anno di questa Chiesa, Signore. Grazie per averci accompagnato fin dove siamo adesso, Padre. Ti
chiedo di coprirci del tuo spirito, Signore, della tua grazia, Padre. Ti ringrazio per quello che fai per noi ogni giorno, Signore. Tu sei grande, sei al di sopra di ogni singola cosa di questa terra, ogni singola cosa del cielo, Signore. Qualsiasi cosa sia, Signore, tu sei sopra, Padre. Grazie per quello che sei, Signore, per come ti comporti davanti alle nostre difficoltà, ai nostri sbagli, Padre. Grazie per perdonarci sempre, Signore. Sia lodato il tuo nome in eterno, Padre. Amen. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, tu sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, tu sei la speranza
sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Non dubito. Tu sei il mio Dio, Non dubito. Signore Padre, sono certa che tu hai sentito tutti i tuoi figli cantare questa sera, Signore. Ti chiedo, Padre, di guardare i nostri cuori, di guardare le nostre debolezze, le nostre infermità, le nostre sofferenze, Padre. Guarda la nostra ansia, la nostra depressione. Guarda ogni singolo lato del nostro essere, Padre. Ti chiedo che tu possa, con la potenza di Gesù Cristo, Padre, curare ogni singola area che ha bisogno del tuo intervento e che senza di te, Padre, non potrebbe essere risolto, Padre. Ti chiedo, Signore, che tu possa mostrare, Signore, questa sera la tua presenza, la tua potenza, che ogni persona possa uscire curata da te questa sera, che da quella porta escano persone rinnovate, che da quella porta esca una generazione piena di voglia di adorare te, piena di te, Padre, piena del tuo spirito, una generazione che non ha paura di gridare il tuo amore, Padre, appena esce da qua. Signore, il mondo sta andando di male in peggio e quello che manca sei tu, Signore. Ci sono persone che hanno bisogno, che stanno solo aspettando una nostra parola per poterti accettare, per poter accettare la salvezza, Padre. Che tu possa formare adoratori, che tu possa formare pastori, che tu possa formare missionari, Signore, che questa generazione possa fare la differenza, Signore. Dobbiamo mettere un punto di fine a tutta la sofferenza, dobbiamo mettere, o meglio, una virgola e mostrare che tu sei dopo, Padre, che tu risolvi ogni problema, che tu puoi fare miracoli, che tu sei vivente, che tu esisti, Padre, e che ci conosci da prima ancora, dal momento in cui hai creato questo mondo. Tu avevi già noi nel tuo pensiero, nella tua mente, Padre. Hai creato ognuno di noi con un specifico scopo, Padre, e con una specifica chiamata, Signore. Io ti chiedo che ogni singola persona in questa stanza possa rispondere alla tua chiamata, Padre, che ogni persona in questa stanza possa servirti per il resto della propria vita, che non si allontanino mai dai tuoi passi, che non si allontanino mai dalla luce della verità che la tua parola è, Padre. Che il tuo Spirito Santo possa bruciare nei nostri cuori, Padre, che possiamo davvero venire trasformati da te, Signore, che tu possa rinnovare le nostre menti, che tu possa cambiare ogni nostra piccola parte, Signore, perché senza di te siamo persi, senza di te soffriamo, senza di te non so dove saremo in questo momento, Padre, ma grazie a Dio, grazie a te, noi siamo qua questa sera ad adorarti. Dai forza a tutti gli adolescenti, dai forza ad ognuno di loro per poter essere luce in questo mondo, Padre. Io vedo che è una chiamata per ognuno di loro, Signore, ne sono certa, sono convinta di questo, e Padre ti chiedo che loro lo possano essere allo stesso modo, che possano essere convinti che tu ti prendi cura di loro, che possano essere convinti che tu vedi le loro necessità, vedi la loro vita e te ne stai prendendo cura, Padre, perché tu provvedi in ogni momento. Come abbiamo parlato prima, Padre, tu dai da mangiare ad ogni singolo uccellino di questa terra. Quindi se ti preoccupi per loro che sono meno importanti di noi, ti preoccuperai di provvedere anche per noi, Padre. Ti preoccuperai di darci il pane, ti preoccuperai di darci una casa, ti preoccuperai di darci un percorso di studi secondo la tua volontà, ti preoccuperai di darci un lavoro secondo la tua volontà e di poter essere luce in questo mondo, Padre. Ti chiedo di poter manifestare la tua presenza, la tua verità questa sera. Ti chiedo che tu possa aprire i cuori che sono induriti, che tu possa parlare a questi cuori, che loro possano finalmente accettare la tua presenza nella loro vita, che possano dichiarare che tu sei l'unico Signore, che tu sei il solo e unico che può guarire, il solo e unico che può salvare, Padre. Ti chiedo nel nome di Gesù di curare questa generazione, di trasformarla, di rinnovarla e che possiamo fare la differenza, la tua differenza in questo mondo, Padre. Nel nome di Gesù io dichiaro questo questa sera, Signore. Amen. Potete sedervi.
Ok, amém. Amém, ragazzi. Tutto ok con voi? Sì? Ok, já avete preso questo libro o no? Siamo con una generazione che non legge. Se una generazione che non legge, non saprà rispondere alle cose che succederanno nel quotidiano, no? Così questo libro noi stiamo lavorando con voi in questo periodo, sarà non so per quanti anni, 5 anni, 6 anni, ma penso che saranno 3 mesi, no? Ossia staremo lavorando con voi praticamente tutti i sabati di ogni mese. Controcultura, qua è un bello libro che ci fa rivedere e vedere tanti concetti, soprattutto quelli che voi vivete nella nostra società, anche della scuola, università, il vostro lavoro. Vi consiglio di prendere questo libro perché staremo lavorando in questo periodo. Chi è stato qua la settimana scorsa? Chi era stato? Ok, un riassunto dello studio di settimana scorsa, per favore. Io non c'ero, no? Chi ha predicato? Emanuele. Emanuele, speriamo che tu sia a casa bene adesso, ok? È ammalato il nostro caro Emanuele. Ok, e lui ha lavorato sulla persona di Dio, no? E oggi noi vogliamo camminare un po' su questo Dio, questa storia di Dio, Gesù, e quanto interessante e importante collegare Dio Padre, Dio Figlio, e dopo entreremo in questo Spirito Santo, ossia collegare queste due persone, due personaggi importantissimi, fondamentali nella storia, perché senza Dio non esisteva neanche tu, neanche niente, è Dio che creò tutto. E settimana scorsa Emanuele ha lavorato sulla persona di Dio, grande amore per noi, e anche la nostra situazione di peccato, questo peccato che distrugge la nostra vita, peccato oggi che se noi usiamo questa parola sembra una parolaccia, tanta gente dice, questa parola non si deve dire più, peccato, non lo so, ma è questo che si allontana l'uomo da Dio, e tutti noi siamo dei peccatori. Tu hai detto a tuo fratello, a tua sorella, a persona al tuo fianco, che tu sei un grande peccatore o no? Può dire. Adesso dica a te stesso, io sono peggio ancora di te. Ossia, è la nostra realtà, noi siamo peccatori, e noi siamo peccatori non belli, brutti. Ossia, e tante volte noi cominciamo a giudicare gli altri per il loro peccato. Tu già hai fatto questo o solo io? Tu cominci a giudicare gli altri per il loro peccato perché i loro peccati sono diversi dal tuo. È solo questo. La differenza di quella persona che ha fatto un peccato grave, grande ai tuoi occhi, è perché è diverso dal tuo. E tante volte noi ci sentiamo più puri, più santi, e la vita non è così. Tutti noi siamo peccatori. Agli occhi di Dio stiamo nello stesso livello e noi non possiamo separare questo. Stiamo vivendo adesso in Italia, qua proprio nel Veneto, no? Una situazione molto triste di quella coppia dove un ragazzo ammazza la sua ragazza e soffriamo vedendo questo ragazzo, quanto sta soffrendo oggi. E noi pensiamo, lui deve essere giudicato, deve essere in carcere per tutta la vita. Ok, forse sarà questo. Ma potete immaginare un ragazzo con 22 anni, mi sembra, no? In carcere per tutta la sua vita? Ha fatto una cosa completamente fuori di sé. E è la nostra realtà del nostro mondo. Ma questo ragazzo è più cattivo di me? Non è. E è questo che noi dobbiamo pensare, perciò tante volte Gesù ha parlato di una storia bellissima. Noi siamo bravi a vedere la pagliuzza negli occhi degli altri e nella vita degli altri noi abbiamo una grande trave nel nostro. Perciò tante volte noi pensiamo che il peccato è solo degli altri, non noi. E questo Dio d'amore entra nella nostra vita per cambiare questa mentalità. Perciò il peccato è un grande problema del nostro egoismo. Io pecco perché io penso che io sono il centro della storia. Io pecco perché io desidero le cose per me. Io pecco perché io penso solo in me. Io pecco perché io penso al mio modo, io decido al modo mio, io non sono d'accordo, io sono così, io sono, e quando vedo un ragazzo uccide una ragazza, perché io sono il centro della storia. Il peccato è quando noi cominciamo a sentirsi meglio diante della persona di Dio. Perciò che oggi noi vediamo una generazione di giovani molto persa, confusa, noi vediamo una generazione di giovani triste, noi vediamo una generazione di giovani che sta soffrendo, vediamo una generazione di giovani che non sa dove andare,
vediamo una generazione di giovani che sta prendendo delle cose che non fanno parte della sua storia. Oggi nós stiamo vedendo una generazione di giovani che soffre. Quanto è triste vedere delle ragazze e ragazze che fanno autolesionismo. Quanto è triste vedere dei ragazzi e ragazze che vogliono uccidere la propria vita. Quanto è triste vedere dei ragazzi che si lasciano guidare per la propria sorte, non lo so se posso dire così. Come è triste vedere ragazzi che stanno soffrendo oggi. E noi abbiamo qua una generazione, come la Larissa ha fatto la preghiera adesso, che possiamo essere una generazione che possa cambiare e trasformare questo mondo. Io non lo so, questo ragazzo Filippo e quella ragazza, come si chiamava lei, Giulia, no? Questo ragazzo Filippo e Giulia, será che qualcuno di voi non avete avuto un incontro con loro? Non lo so, in un bar, in una università, non lo so dove. Perché era qua vicino a noi. E tante volte intorno a noi ci sono dei ragazzi e delle ragazze che stanno soffrendo, stanno gridando per un aiuto e che noi conosciamo questo aiuto e nós stiamo in silenzio. E nós non stiamo parlando di una salvezza e di una liberazione in Cristo. Perciò Dio, questo Dio che è stato parlato della settimana scorsa, è questo Dio che ama, è questo Dio che manifesta grazia, è questo Dio che manifesta misericordia, è questo Dio che vuole entrare nella vostra vita, nella nostra vita e cambiare la mentalità di questa cultura che abbiamo oggi. Noi viviamo una cultura oggi che noi abbiamo imparato a fare la vendetta, abbiamo una cultura che abbiamo imparato a giudicare gli altri, abbiamo una cultura di odio, abbiamo una cultura di divisione, di abbandono, abbiamo una cultura di rifiutare le persone, abbiamo una cultura di discriminare, abbiamo una cultura di egoismo. È questo che il mondo ci insegna e viene Dio e parla di amore, e viene Gesù e cerca di cambiare questa cultura. E noi dove entriamo? No momento che conosciamo Gesù, eu comincio a camminare contro questa cultura. Perché Gesù, quando mi insegna dei princípi e dei valori che sono completamente diversi, Dio cambia tutto. Dio cambia tutto. Quando sappiamo che c'è un nemico, la cultura ci insegna che io devo odiare oppure ucciderlo. Gesù che cosa dice del mio nemico? Che eu devo amare. No, non funziona così, Gesù. Calma, Gesù, eu devo insegnarti questo. Vedi un Gesù che quando le persone mi fanno male, io devo fare la vendetta, la cultura mi insegna questo. Abbandona quella persona. Se quella persona si siede qua, ti siede di là. Tu non devi stare vicino a questa persona. Ricordi il male che questa persona ti ha fatto. È questo che la cultura mi insegna. Viene Gesù, che cosa mi dice? Che io devo perdonare, amare questo nemico e perdonare. Ossia, il Vangelo, il messaggio di Cristo è contro la mia cultura che io conosco da 62 anni, dal giorno 5 di ottobre del 1961, tranne il pastore Sandro, tutti gli altri sono nati dopo 61, no? Ossia, io vivo questa cultura dalla mia nascita. E Gesù viene e cambia tutto. E adesso che io conosco questo Gesù, eu devo cominciare a camminare nella sovranità di Dio e cominciare a vivere questa controcultura che è diverso. Tu já hai deciso di non perdonare qualche persona o no? Tu já hai deciso di abbandonare qualcuno per qualche problema o no? Tu já hai deciso di trovare un nemico e dire tu di là e io di qua? Tu já hai deciso di fare una vendetta contro qualcuno? Tu já hai deciso di cancellare qualche numero del tuo telefonino? Tu já hai deciso di cancellare qualcuno e di bloccare qualcuno nel tuo telefonino? Já hai fatto questo o no? Dovete essere sinceri. E questa è la nostra cultura. Gesù ti insegna gli altri principi. Questo Dio d'amore, questo Dio di grazia e di misericordia si manifesta e si rivela in Cristo Gesù per insegnarti un nuovo valore per questa storia. Perciò chi è questo Gesù che tu conosci oggi? Valentina mi ha detto che voleva parlare tanto oggi. No? Ma lei mi ha detto che è senza voce. Valentina, chi è Gesù per te? Ai pastore, proprio io. Chi è Gesù per te oggi? Chi è Gesù?
Va bene, non è solo Valentina, no. Chi è Gesù? Mio Salvatore, chi è Gesù? Mio esempio, chi è Gesù? Non mi dica che Gesù è tutto, che Gesù non è tutto. Quando diciamo che Gesù è tutto, che stiamo dicendo che Gesù non vale niente. Chi è Gesù? Ah? Padre? Melhor amico? Chi è Gesù? Ossia, questo Gesù che tante volte noi pensiamo è una persona buona, è una persona che ama i deboli, è questo Gesù che è vicino ai disprezzati, è questo Gesù che prende a causa dei poveri, dei bisognosi, è questo Gesù che amava i nemici, è questo Gesù che oggi è in mezzo a noi, che vuole cambiare a nossa storia. Ma allo stesso tempo non sembra che Gesù sembra un po' egoista? Non sembra? Sembra che Gesù non vuole essere un po' egocentrico nella storia? Perché Gesù dice che cosa? Se tu sei nel buio, Gesù dice che cosa? Io sono la luce. Se tu sei nella fame, che cosa dice Gesù? Io sono il pane. Se tu sei con sete, aveva sete, che cosa Gesù viene e dice? Io sono l'acqua viva. Ossia, se tu dici io sono un peccatore, che cosa Gesù dice? Io vengo a perdonarti. Ossia, sembra che tutto adesso diventa il centro della storia in Gesù. Perciò questo Gesù dice, seguimi. Gesù dice, desidera tutto, vieni a desiderare a me, cammina con me. Sia io la referenza nella tua vita. Gesù dice che io sono la vita. Io sono la via, la verità, la via. Ossia, Gesù è questa referenza, è tutto intorno a Lui, e è questo Gesù che sembra strano, sembra umile, ma allo stesso tempo Lui dice che è la via, la verità e la vita. Dove sembra che la gente è persa, e Lui dice, venite a me, seguitemi. E quando mi sento stanco, io ti darò un'acqua. E quando sembra che io sono perso, è Gesù che guida la mia storia. Perciò questo Dio d'amore invia il suo figlio per trasformare e cambiare la mia vita. Perciò questo Gesù che tante volte scandalizza tanta gente, e scandalizzava soprattutto i religiosi, perché i religiosi volevano allontanare la gente di Dio. Ma Gesù viene per cambiare questa cultura, anche cultura religiosa, per collegare la gente al Padre. Perciò che questo Gesù che merita di essere conosciuto perché Lui provoca una storia contro la cultura. Io penso che Gesù è stato un grande rivoluzionario. Se tu pensa di avere un grande rivoluzionario, abbraccia la causa di Gesù e tu vedrai che tu vivrai in questa cultura in un modo diverso. Perciò se tu vuoi riconciliarsi con Dio e con Gesù, se tu vuoi andare verso Dio e con Gesù, se tu vuoi avere la via unica è Gesù, o se tu vuoi entrare nella storia di questo Dio che ama, che perdona, che guarisce, che trasforma, è Cristo Gesù, perché Dio invia. E adesso viene una confusione nella mia mente. C'è un Dio che è santo, amorevole, giusto, buono, misericordioso, perfetto e tante altre cose. E allo stesso tempo c'è un Caio, che è un peccatore, è un ribelle, è un egoista, è una persona triste, è una persona amara, è una persona sofferente. E come che Dio può avere contatto con questo Caio? Io dico Caio, ma posso dire il tuo nome. Perché noi siamo ribelli, noi siamo egoisti, noi siamo delle persone tristi, noi abbiamo amarezza nel cuore, noi siamo delle persone confuse. Ma come che noi possiamo entrare in questa grazia di Dio? Noi siamo colpevoli. Tu non hai nessun merito per il cielo. Dio non può trascurare il nostro peccato. Dio non può chiudere gli occhi per gli sbagli che noi abbiamo fatto. E tante volte noi pensiamo che Dio è come nostro padre, la nostra mamma, che lascia stare. Ma Dio no. Quando Caio pecca, quelle conseguenze esisteranno. Quando Caio sbaglia, le conseguenze succederanno.
Perciò la grande domanda oggi, come che un Dio giusto si può manifestare la sua giustizia e lasciare che un peccatore colpevole come io sono, possa entrare nel regno dei cieli. Come che un Dio giusto, che manifesta a giustizia, può permettere che tu entri alla presenza di Dio. Tu já hai pensato in questo? Come che eu posso partecipare eternamente ao reino di Dio, io che sono una persona miserabile? Perché se eu não me sento miserabile, c'è qualcosa sbagliato in me. É qui que entra Gesù. Dio si fa uomo. Questo Gesù cammina qua quanti anni? 33 anni. Vive na storia di non peccare e diventa o nosso sacrifício e tutta la condanna che era sulla mia persona ricade su Gesù. E questo è l'amore. Perciò la pazzia di questa storia cristiana è come che un Dio diventa un uomo, come questo Dio santo, santo, santo e perfetto comincia a stare in mezzo ai peccatori, come questo Dio che è uomo va in croce e crocifisso per un peccatore come io. Una pazzia, una follia, è che tutto questo è contro una cultura religiosa, perché per loro soltanto i puri potevano entrare nel cielo. Ma c'è qualche puro qua? C'è nessuno. La pazzia, la follia del cristianesimo è questo Dio che si diventa uomo e cammina in mezzo ai peccatori, ma lui non pecca e va fino alla croce per diventare il nostro sacrificio. E la condanna che io meritavo ricade su di lui. Perciò eu devo confidare in questo amore, eu devo confidare in questa vita eterna, eu devo confidare che il peso di peccato che era in me adesso ricade su Gesù e lui adesso mi libera. Se io confesso, se io accetto, se io riconosco che lui ha fatto per me. Perciò è questo un momento che noi dobbiamo decidere da quale parte che noi apparteniamo. Apparteniamo a quella storia di un peccatore che riconosce i suoi peccati e che confessa e consegna a Gesù tutta la sua storia? O da una parte che io sono, eu guardo quella croce e giro le spalle e io non credo in Gesù? Gesù fa parte della tua storia oggi? Tu riesci a sorridere oggi? Tu riesci a cantare con gioia oggi? Tu riesci a stare bene con i tuoi fratelli e sorelle oggi? Tu riesci a perdonare oggi? Tu riesci a sentirsi in pace oggi nonostante le difficoltà della vita? Perché è Gesù che cambia questo. C'è un testo in Daniele che mi piace tantissimo. Leggerò soltanto la parte iniziale. Daniele 1:8 dice così: Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi. Quanti anni aveva Daniele più o meno in quel periodo? Quanti anni aveva Daniele? Circa 16 anni, 17 forse. Ma in quel momento Daniele, che era un giudeo, un ragazzo che è uscito e è andato in un altro paese dove non era conosciuto, lì lui doveva o poteva stare contaminato pela cultura dell'altra nazione, ma lui ha deciso di non contaminarsi. La preghiera di Larissa oggi era una preghiera che questa generazione possa decidere, possa prendere una decisione di essere responsabile di parlare e predicare e vivere l'esperienza di controcultura di chi è questo Cristo. La decisione di questo gruppo di ragazzi qua che io ce l'ho davanti, che noi non possiamo trascurare il peccato e noi non possiamo stare in silenzio davanti ai nostri amici che stanno soffrendo. O silenzio è anche una decisione. Stare passivo davanti ao sbaglio degli altri è anche una decisione nostra. Stare in silenzio davanti ai nostri amici è anche una decisione. Perciò quello che Dio vuole da te, dalla nostra vita oggi, è che noi possiamo prendere una decisione di non contaminarsi con la cultura di questo mondo. La decisione che devo prendere è essere contro questa cultura.
Perché il mio Gesù mi ha insegnato questo. Il mio Gesù mi ha fatto vedere questo. E se Lui è riuscito a vivere 30 anni senza peccare, e tu mi dirai, pastore, Gesù è Gesù, ma io sono io. Chi abita in te? Chi abita in te? Lo Spirito Santo? Chi abita in te? Prendete una decisione e parlate con la voce chiara, per favore. Chi abita in te? Lo Spirito Santo. Coraggio. Quando noi parliamo di Dio, noi parliamo un po' con vergogna, né? Dove tu vai do sabato sera? In chiesa? Oh, in chiesa? Non capite? Vado in chiesa. Dove in chiesa? Ma che cosa tu fai? Tem un gruppo di giovani. Quale squadra che tu tifa? Io tifo pela Juve. Ah, io pela Inter. Che cosa? C'è cosa strana. Quello Gesù che mi ha liberato, che ha fatto tante cose nella mia vita. Sì. Una squadra che non c'entra niente con la mia storia. Parlo con orgoglio. Daniele ha preso una decisione in cuor suo di non contaminarsi. Sta arrivando il momento di questa generazione qua di prendere in cuore suo e vivere una esperienza di fede con Cristo. Dentro della scuola, dell'università, del collegio, con i vicini, con gli amici. Dovete prendere decisione di parlare di questo Gesù che ti ha liberato dal peccato e dalla morte. Dovete prendere una decisione di condividere la fede. Dovete prendere una decisione di essere veramente forti nella fede e parlare con orgoglio. Queste 2 settimane fa stavo ascoltando un predicatore e lui ha parlato della sua storia che si è convertito con 11 anni e quel periodo 11 anni, circa non so quanti anni in Brasile perché lui non so quanti anni ha adesso, ma lui sempre portava una Bibbia in scuola e lasciava questa Bibbia sopra il tavolo e i suoi colleghi ridevano di lui, ma lui ha detto che alla fine di quell'anno 11 dei suoi amici si sono convertiti e sono stati battezzati, perché lui ha preso una decisione in corso. Quando tu cominci a prendere decisioni nel tuo cuore di predicare Cristo e fare vedere che Cristo c'è grazia, misericordia e amore che trasforma la tua vita, i tuoi colleghi di scuola crederanno in Cristo Gesù e saranno qui a lodare, a manifestare la gloria di Dio. È questa generazione che Dio ha chiamato. Siete voi. Perciò noi dobbiamo vedere la gente con gli occhi di Dio. Noi dobbiamo vedere la gente che vive oggi una ideologia di genere, una gente che vive accettando l'aborto, una gente che vive nella povertà, nell'abbandono. Noi dobbiamo vedere questa gente con gli occhi di Dio e non giudicare, ma portare questa gente alla presenza di Dio. E questo è con voi, e questo è con te. Perciò noi non possiamo agire come i farisei, di allontanare le persone da Dio, ma portare queste persone nel peccato a una liberazione in Cristo Gesù. Quanto importante è credere in questa parola di trasformazione. Tutti noi meritavamo solo una cosa, la morte, allontanamento eterno di Dio. Ma in Cristo Gesù viene la salvezza e ci ha liberato. C'è un testo, se avete la vostra Bibbia, leggete. Proverbi 17:15. Proverbi 17:15. Chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Il Signore non poteva liberarmi di un grande male che era l'inferno. Il Signore non poteva liberarmi perché io ero un reo. Perciò che entra Gesù e Lui si diventa un reo. E adesso la condanna ricade su Gesù. E Dio mi guarda e io sono giusto. E adesso, quando tu hai detto a tuo fratello, a tuo fianco, alla tua sorella, che tu è un grande peccatore, tu puoi dire adesso al tuo fratello, alla tua sorella, se tu ce l'hai Cristo Gesù, tu sei stato giustificato in Lui. Tu sei giusto.
È questo che Gesù fece. È contro la cultura. Tutto il nostro messaggio è contro la cultura. Noi siamo stati convertiti, ma liberare la nostra mente dalla vecchia cultura solo con la parola del Signore è un'esperienza con Cristo. Io non sono qua un giudice, io sono un peccatore, salvo, liberto, guarito per Cristo Gesù e sono giustificato. È questo Cristo Gesù contro la cultura. Amen? Facciamo un patto? Prossimo sabato riempiamo questa sala con almeno un amico, un'amica e un nemico. Amen? Ragazzi, è con voi. È con voi. Io sempre dico e io credo in modo profondo. Dio non chiama una sola persona. Dio chiama una generazione. E questa generazione siete voi oggi. Ragazzi, unitevi e facciamo questa opera. Meg, che cosa c'è giovedì qua alle 20? Alle ore 20? Parli con... Che cosa c'è? 1, 2, 3, c'è la preghiera. E noi staremo qua come giovani a pregare in modo che i nostri possano conoscere Cristo. Ragazzi, voi che abitate a Treviso, e non solo a Treviso, io parlo della provincia di Treviso, venite qua. O nel Veneto, venite qua. Prossimo giovedì preghiamo e portiamo i nostri amici e i nostri nemici a conoscere questa storia di Gesù. Preghiamo. Nostro Padre, ti ringrazio perché tu sei un Dio d'amore, io sono un peccatore. Io ti ringrazio, Padre, perché un'azione tua tu mi hai portato una guarigione. E oggi, oh Padre, sono giusto, perché tu hai inviato Cristo Gesù per morire per me. Grazie, oh Padre. Grazie per questa nuova esperienza di fede. Grazie per questa esperienza nuova che ha cambiato la mia vita e la vita di questo gruppo qua. Benedici loro, Padre. Benedici. E che loro possano vivere questa esperienza, Padre. Questa esperienza viva con te di liberazione del peccato. Abbiamo peccato, ma noi non possiamo continuare nel peccato. Come Gesù ha detto diverse volte, vai a non peccare più. Noi non possiamo essere schiavi di un peccato, ma dobbiamo essere liberi, oh Padre, per un'adorazione a te. Che questa Chiesa, questo gruppo di giovani, adolescenti e ragazzi possano vivere questa esperienza, un'esperienza viva con te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. E Dio vi benedica, ragazzi. Quale cantico? Adorerò. Mentre cantiamo, possiamo stare in piedi. 3, 2, 1. In piedi, ragazzi. Amen. Vi chiedo in questo momento, adesso faremo il momento di decima offerta, quindi se avete qualcosa da poter dare dal punto di vista economico alla Chiesa, potete mettere i soldi qui nel maialini. Sono i maialini, sono le, non so come chiamarle quelle. Ma soprattutto la cosa più importante è che voi possiate dare il vostro cuore a Dio, oltre sopra questo. Amen. Cantiamo. Con tutto il mio cuore,
ti ringrazio perché abbiamo potuto lodarti, Signore, siamo potuti rimanere nella tua presenza, Padre. Grazie per la tua grazia, per quello che fai per noi ogni giorno, Signore. Ti ringrazio per chi ha potuto dare qualcosa alla nostra Chiesa, Signore. Grazie per quelle persone che hanno dato il proprio cuore, Signore, sono aperte a te, Padre. Grazie per ogni cosa che fai per noi giorno dopo giorno, per come ti prendi cura delle nostre vite, delle nostre famiglie, Padre. Ti chiedo che adesso che ci divideremo nei piccoli gruppi, che tu possa riempire queste stanze, Signore, del tuo Spirito Santo, Padre, che tu possa parlarci, Signore, e che possa essere un momento di riflessione verso la tua parola, Padre. Grazie per ogni cosa che fai per noi, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, avvisi, questa volta sono io, purtroppo. Ok, se ho l'aiuto della proiezione, please. Ok, il 16 abbiamo il nostro Christmas party. Alle 7 qua in chiesa, vestitevi in modo natalizio, farà freddo, quindi vestitevi caldi. E niente. Il nostro campeggio, Winter Camp, dal 26 al 30 dicembre, le iscrizioni con Gabri. E fino a fine mese potete dare la caparra, giusto? Gabri? 30 euro di caparra? 30 euro di caparra, l'IBAN lo chiedete a lui, comunque è quello dell'associazione se ce l'avete già, e dopo il restante se date solo la caparra a dicembre. Questo è? Allora, raccolta di beni di prima necessità, parlare con Maggie, Giada, Gaetano e Isabella. Penso sia esplicativo, andiamo avanti. Ok, giovedì prossimo c'è l'incontro di preghiera, preghiamo per tante cose, tante situazioni nel mondo, per tutta la sofferenza che c'è al mondo. L'ultima volta abbiamo parlato di... non me lo ricordo. Cos'è che era? Delle famiglie. Abbiamo parlato di famiglie, guerra in Ucraina, la prossima volta parleremo di altro. Venite per pregare, è sempre importante pregare per fratelli, credenti in giro per il mondo che soffrono, pregare per il mondo in generale che soffre. E niente, questo. C'è altro? A che ora è, Maggie? Giovedì? Alle 8. Non credo ci sia altro. Altri avvisi? Ok, pregherò. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per la tua parola che è stata predicata questa sera. Ti chiedo che tu possa accompagnarci a casa, chi deve andare a casa, e che tu possa accompagnare chiunque parteciperà alle riflessioni successive, Padre. Davvero che tu possa essere in ogni singola stanza, che tu possa guidare quello studio e che tu possa essere con noi, che possiamo riflettere sulla tua parola insieme a te, Padre, che tu possa darci conoscenza, saggezza e soprattutto che tu possa darci il coraggio per poter cambiare il mondo, Padre, secondo la tua parola. Ti ringrazio, benedici la vita di ogni mio fratello qui presente, di ogni mia sorella qui presente, e ti chiedo che tu possa vegliare su di loro in ogni momento della loro vita, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Ciao.